Prove d'intesa tra Crocetta e il Partito Democratico. Giovedì 24 aprile, vertice a Roma per lo stop ai conflitti. Il presidente nel frattempo smentisce ipotesi di sfiducia. Dario Piparo. 12. Quasi tutto come da copione. Il PD in Sicilia si spacca, litiga, infila i bastoni tra le sue stesse ruote, poi vola a Roma dove cercherà di risolvere il tutto. Non è la prima volta in questa legislatura, con Crocetta, spesso impegnato in viaggi transregionali per risolvere i dissapori più o meno espliciti con l'ex segretario regionale Giuseppe Lupo. Adesso la spaccatura, oltre a sembrare più netta, è anche più articolata perché divide varie frange del partito. Quindi giovedì 24 aprile al Nazareno di Roma si tenterà di fare quadrato in un vertice inevitabile. Ci saranno due Cuperliani, il segretario Fausto Raciti e Antonello Cracolici, poi Gucciardi che all'Ars è capogruppo del PD. Per la controparte renziana saranno presenti il braccio destro di Renzi, Lorenzo Guerini e Davide Faraone, poi il crocettiano Beppe Lumia. Il tutto nel tentativo di riportare la normalità che in termini governativi si traduce in maggioranza all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Intanto Crocetta non sembra preoccupato, quantomeno è quello che lascia trasparire, parlando di sfida ai parlamentari. E in effetti Crocetta sembra proprio aver lanciato più di una provocazione nei giorni scorsi per testare le reali intenzioni dell'Aula, appioppando quasi totalmente la responsabilità su un'eventuale caduta del governo. Il tutto verrà testato con 3 disegni di legge da approvare. Parliamo del salva imprese, della finanziaria bis e del DDL sviluppo. 3 disegni fondamentali per salvare la Sicilia, dice Crocetta, che alla fine lancia il suo personale appello, rivolto, come afferma, alla testa e al cuore di tutti. Per verificare direttori e dirigenti esterni, però diciamoci la verità.